Buongiorno, ben trovati in diretta con ore 13. Allora, vedrete subito il titolo, insieme alla CGIL risponde oggi alle vostre domande, quindi approfittatene, 0422 1626 798 per chiamarci. Reddito di cittadinanza e quota 100, che fine fanno? Tra i temi che affrontiamo in questa ora insieme. Vi presento gli ospiti: Monica Giomo, amministratore delegato da Servizi Treviso SRL, buongiorno, ben trovata. Mauro Visentina al suo fianco, segretario della CGIL, segretario generale a Treviso, ben trovato. Buongiorno. E Paolino Barbiero, segretario SPI-CGIL Pensionati Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Tante cose, Monica, adesso facciamo un po' i titoli, riepiloghiamo, no? Che cosa diciamo insieme, lo affronteremo, adesso stiamo cercando le prime risposte per quanto riguarda quota 100, l'abbiamo detto più volte, c'è anche l'intervista di Baratta, c'è una parte del governo, dell'attuale maggioranza di governo che non vuole prorogare questa sperimentazione dei 3 anni, c'è ancora quest'anno, ma insomma poi vedremo per il prosieguo. Per quanto concerne il reddito di cittadinanza invece c'è la fase 2 adesso, non solo la ricerca del lavoro, quindi prima i soldini, ora speriamo che questo incrocio dei dati possa portare a nuove assunzioni, ma soprattutto c'è l'inizio dei lavori socialmente utili, cosiddette, tramite il lavoro insieme ai comuni, quindi le amministrazioni comunali. Questa fase che parte adesso nel patto sottoscritto da chi spera di percepire il reddito di cittadinanza e il governo, diciamo, facciamola semplice, quindi questo è e oggi ne parleremo nei telegiornali. Allora, che diciamo oggi, quanti temi? Allora, innanzitutto partiremo con appunto il reddito di cittadinanza e la questione campagna ISEE. Noi ci siamo attrezzati come CAF della CGIL per far fronte a tutte le richieste di coloro i quali nel corso del 2019 hanno richiesto il reddito di cittadinanza attraverso, ricordiamo, la presentazione dell'ISEE, che è un servizio gratuito, e oggi a gennaio queste persone che l'hanno richiesto devono, se non vogliono avere la sospensione e quindi un'interruzione dell'erogato, esattamente dell'erogato, rifare l'ISEE entro il 31 gennaio. Cioè anche chi l'ha fatto l'anno scorso e lo deve percepire 18 mesi, lo deve comunque ripresentare. Esattamente. Questo è un dato importante. Una delle domande infatti che vengono poste in questi giorni da chi si presenta presso i nostri sportelli è proprio questo: quando devo farlo, quanto dura, quando devo rifarlo. Quindi gennaio è il momento giusto perché è necessario rinnovare l'ISEE, ricevendo poi attraverso il CAF un foglio di carta che si chiama attestazione ISEE. In questo foglio è indicato un valore che si chiama ISEE, che consente di rinnovare il reddito di cittadinanza e quindi ricaricare i soldini all'interno della card, ma non solo, poter beneficiare di una grandissima quantità di sconti, benefici che appunto, essendo inizio anno, adesso siamo anche in fase di rinnovo dei vari tetti e quindi è importante per noi comunicare a chi si rivolge a noi solo per il reddito di cittadinanza, eventualmente che può usufruire anche dello sconto in bolletta per luce, gas, cose acqua. Di cui magari non è cosciente. Non è a conoscenza, certo, esattamente, certo. Il nostro impegno anche informativo nei confronti di tutte le persone. La quantità di persone che si sono rivolte ai nostri sportelli è molto numerosa, ma anche perché noi abbiamo fatto un lavoro, secondo noi prezioso, nel senso che tutti coloro i quali si sono rivolti a noi abbiamo fatto in modo di avvisarli che dovevano rifare l'ISEE proprio per non, diciamo, avere la sospensione. No? Le avete detto guardate che poi dovete rifare. A fine anno ci siamo impegnati a contattarli proprio per noi. Allora Monica, sentiamo la telefonata che c'è già in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giusy, dottora Varino. Giusy, ecco qua. Allora, sono andata l'altro giorno a Roncade, perché io sono di Roncade, alla CGIL. Ho mostrato, perché era anni che volevo mostrarli, i bollettini dell'assicurazione delle casalinghe. Ho pagato dal 2002 fino al 2008, poi mi è arrivato quello del 2009 e non ho più pagato neanche questo. E mi hanno detto che se non ho pagato non mi viene niente, ma se mi faccio male. Ma io ho detto che una casalinga per ma tagliare una cipolla non penso che si tagli una mano per avere
per avere la pensione oppure quello che ci date, insomma, questo voleva dire. E se posso bruciare i bollettini perché non faccio più niente, insomma, questo volevo dire. Allora, Giusy, ne avevamo Sì. parlato settimana scorsa, mi pare, no? Quando ha chiamato. Allora, è vero, certo, però gli incidenti domestici non sono magari di questo tipo, ma ce ne possono essere e di gravi, purtroppo lo sappiamo. Volevo chiedere ai suoi ospiti se insomma posso bruciarli perché non voglio più continuare, insomma, ecco, ho già smesso dal 2008, sicché non voglio, allora, non voglio aspetti, continuare, insomma, ecco, Giusy, questo aspetti lì volevo al dire. telefono, che Posso c'è bruciarli? Mauro Visentì che le dice una cosa. Sì, sì. No, che il dato sugli incidenti domestici è un dato abbastanza alto, nel senso che molte volte succede che in casa ci si fa veramente male, forse molto di più che sui luoghi di lavoro. E pertanto essere coperti con un'assicurazione è come dire, è una necessità molte volte, perché il rischio è che appunto Devo non dire si può. se è obbligatoria, se è obbligatoria di pagare questo bollettino No, oppure non è obbligatoria, no? No, non è obbligatoria. non è obbligatorio. No, Giusy, non è obbligatoria. Appunto. E lei non la vuole più guarda, pagare, ha cosa vuoi detto. che facciamo? Lei fa la scelta che vuole. giusto? Io vuole voglio bruciare, bruciare lo brucia. tutto perché non mi interessa, ma se mi faccio male non è che voi mi paghiate chissà cosa. Questo No, voglio noi non dire, paghiamo bisogna nessuno, che- signora. No, è l'assicurazione in quel caso, Giusy, non c'entra niente. Sì, sempre l'assicurazione, dico Certo. no loro, certo. Va bene, un Insomma, abbraccio, posso grazie, buona bruciarli, giornata. Allora, perché era il tema che avevamo affrontato mi pare settimana scorsa, no? Su Sì. questo, però non c'entra la pensione, perché avesse citato... No, perché appunto non c'entra niente. Esatto, è infortunistica, non c'è la pensione per le casalinghe, cose di cui invece avevamo discusso settimana scorsa. Allora, un flash davvero, inizia questa fase 2 della reddito di cittadinanza come comuni pronti? Speriamo di sì, nel senso che noi Consiste nelle ovviamente 8 ore settimanali, giusto? Insieme ai comuni. Sì, noi non abbiamo ancora dati da parte dei comuni su disponibilità o su modalità con cui verranno chiamate queste persone per fare le 8 ore di servizio, come dire, pubblico. Pertanto la notizia è una notizia che però non ha la declinazione ad oggi sulla sua fattibilità concreta. È ovvio che nel momento in cui i comuni chiameranno, le persone si devono ovviamente presentare, credo... Perché hanno firmato quel patto, no? Cioè, che è io un- vi che chiedo è- il reddito di cittadinanza, però so che devo fare che è qualcosa. poi, no? come dire, un patto di disponibilità. Sì. Come dire, quel patto è anche se ti viene proposto il lavoro. Cioè, non è che ti pagano e sei a casa e hai finito. Ti Sai pagano, che ti tu arriveranno hai delle dato proposte, si un spera. patto di disponibilità e per cui in base al tuo profilo, in base alle tue condizioni, in base alle tue capacità, ti viene proposto, può essere che ti venga proposto anche un impiego e in quel caso è ovvio che ti devi presentare. E per quanto riguarda, come dire, i comuni, gli enti pubblici, eccetera, l'unico raffronto che possiamo fare è quando questo succedeva con la cassa integrazione straordinaria. I lavoratori che erano in cassa integrazione straordinaria venivano chiamati a fare il servizio pubblico dentro ai comuni, dentro alle scuole, eccetera, e avevano un periodo in cui appunto prestavano la loro opera. È chiaro che anche questo deve essere dentro la normativa e quanto previsto dalla normativa. Certo. Allora, so che Monica Giommo e Paolino Barbiero vogliono intervenire, ma prima c'è un'altra telefonata. Pronto? 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 Eccoci qua. Buongiorno signora, prego. Buongiorno, mi chiamo Antonietta, telefono da provincia di Vicenza. Vorrei chiedere un'informazione sulle pensioni di cittadinanza. Ah, Una cosa che si sente parlare ma non si specifica mai. è vero, bene. verissimo, verissimo. Grazie. Cosa vuole sapere? Allora, io compio 67 anni fra qualche mese. Ho una piccola pensione con i contributi di 636 euro al mese. Allora vivo sola
non ho immobili, cose così, purtroppo ho dei risparmi da parte e penso che quello sia un problema. Si può dirmi quanto è l'ISEE, quanto si può prendere questa pensione di cittadinanza avendo dei risparmi da parte, che quota bisogna superare. Antonietta, mi scusi, lei ha detto che percepisce già una pensione da 630 euro, ha detto? 637 mi sembra. 637 euro, ok. Con più di 20 anni di contributi. Certo. Allora, Antonietta, facciamo così, grazie. Intanto, a posto o voleva aggiungere qualcos'altro? No, mi interessava più l'ISEE che non si può superare, perché l'ISEE che non si può superare. Solo è quello dei risparmi. Adesso e i risparmi, quei due nodi là che sono importanti, che tetto c'è. Allora, adesso glielo diciamo, però ha toccato un tema importante. Grazie, buona giornata. Lo facciamo dopo la pubblicità, quindi un minuto. E è giustissimo quello che ci ha detto, perché parliamo sempre del reddito di cittadinanza ma non della pensione, lo ricordavamo anche settimana scorsa, la pensione di cittadinanza, anche quello è importante, bisogna spesso ricordarlo. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, torniamo in diretta, ore 13, dunque c'era la domanda della signora Antonietta, ho questa pensione, non si parla mai della pensione di cittadinanza, quali sono i criteri, però ho dei risparmi da parte, sono tutte queste cose qui per capire a cosa può ambire. Paolino Barbiero? Allora, l'ISEE di accesso alla pensione di cittadinanza è identico a quello del reddito di cittadinanza, quindi se la signora ha un ISEE che sta sotto i 9.360, se ce l'ha sotto quella soglia si può cominciare a fare un ragionamento, nel senso che se non ha nient'altro la pensione di cittadinanza preveda si possa arrivare a una copertura di 780 euro al mese, solo che 630 sono di pensione. E in questo caso la signora ce l'ha già. Gli altri 150 che arriverebbero riguardano le persone che sono in affitto, che è un contributo per pagare l'affitto. Quindi se la signora è in affitto può fare questo ragionamento, se è una casa di proprietà che magari si è anche sudata si ferma a 6,30. Ci possono essere anche soluzioni che dal calcolo gli fanno avere qualche euro in più purché superino i 40, perché l'integrazione minima del reddito di cittadinanza deve stare sopra i 40 euro. Quindi il consiglio che diamo alla signora è: se ha l'ISEE già fatto, verifichi quell'ISEE o ne fa un altro e guardi se ci sono delle combinazioni. Anche sul tema dei risparmi, perché ci sono dei risparmi in banca. Anche sul termine dei risparmi, perché anche quelli hanno un calcolo che viene fatto, poi essendo sola non ha neanche il coefficiente di abbassamento dell'ISEE, perché se fossero in due si abbatterebbe l'ISEE. Invece sulle riflessioni di prima solo una considerazione. Poi abbiamo un'altra telefonata. L'anno 2019 è un anno un po' particolare, perché il reddito di cittadinanza non è partito a inizio anno, è partito un po' più avanti. Nel frattempo il periodo prima c'era il REI, che è il reddito di inclusione, che comunque continuava per quelli che sceglievano di stare nel REI, e il REI aveva un sistema di ricerca, di collocazione nel mercato del lavoro gestito dai comuni attraverso le assistenti sociali, e la cosa funzionava. Invece il nuovo reddito di cittadinanza hanno tolto questa attività ai comuni e hanno messo in piedi i cosiddetti navigator, dove non ne parla più nessuno, ma i navigator, quelli che sono partiti verso ottobre-novembre e devono ancora capire cosa devono fare. Nel frattempo hanno assunto un po' di persone e fatto i concorsi, per cui è difficile oggi stimare se ha funzionato. Lo dovremo vedere nel 2020. Gli ultimi dati sono quelli che ha fatto la Lampal, no? Mi pare. Però nel 2020 400.000 persone convocate, cioè di quelle che prendono il reddito di cittadinanza nel nostro paese, 1 milione di famiglie, 400.000 le hanno convocate con i navigator per chiacchierare, per incontrare, fare questo benedetto curriculum, incrociare i dati, e poi 28.000 hanno trovato il lavoro, no? Però 28.000 su 400.000 che lo percepiscono, 28.000 di quelli chiamati. Però il problema è che tutti quanti, quasi la stragrande maggioranza, l'ha trovato per le proprie vie, non certo, grazie. Però proprio questa mattina il presidente dell'INPS, che è anche uno che ha ideato il reddito di cittadinanza per i 5 Stelle, Tridico, dice 1.100.000 sono le persone che l'hanno chiesto, 2,5 milioni i soggetti coinvolti se mettiamo insieme le famiglie,
400.000 hanno comunque una situazione di disabilità o difficoltà a essere comunque inseriti nel mercato lavoro perché sono anche vicini alla pensione. Degli altri 700.000 non è il reddito di cittadinanza che gli dà il lavoro, sono gli investimenti, sono le imprese che tirano. Se continua la crisi, poi alla fine tu puoi fare tutte le buone azioni che vuoi, ma se non c'è uno che ti assume perché ha bisogno della tua prestazione, quindi è quel sistema là che va adeguato meglio. Prima con i comuni c'era una situazione di maggior vicinanza alla persona che aveva bisogno di ricerca del lavoro. Oggi, avendo centralizzato tutto, questo viene meno. Quindi, come anche per quota 100, che ne parleremo dopo, c'è un ripensamento che il governo sta facendo su questo intervento, perché per un certo verso si sa che resterà assistenziale, quindi per un numero di persone non ci saranno le condizioni materiali, fisiche, mettiamola come vogliamo, per inserirli nel mercato lavoro. Per l'altra parte invece bisogna coinvolgere il territorio per capire quali sono gli spazi, anche attraverso azioni dove appunto i comuni possono far fare interventi di natura sociale nel territorio, creando opportunità di lavoro magari anche parziali. C'è un dato interessante che dice Tridico, tra l'altro, nella commissione alla Camera di ieri. Adesso ve le ricordo. Monica, Giacomo voleva aggiungere una cosa, prima della telefonata. Monica, arriviamo... Solo confermare effettivamente la situazione che stava descrivendo Paolo rispetto appunto all'occupazione, che tra i casi che abbiamo gestito in queste prime giornate di lavoro sull'RDC ci sono persone che appunto ci dicono esplicitamente che di fatto loro percepiscono il reddito di cittadinanza ma sono a casa, cioè non hanno di fatto avuto la chiamata, non hanno proseguito con il percorso entro 30 giorni. Non sono ancora stati chiamati dai navigator, sì, esattamente, ce l'hanno esplicitamente detto, quindi insomma percepiscono ma senza proseguo. Voglio sentire la telefonata, poi vi dico che cosa ha riportato alla Commissione alla Camera il Presidente dell'INPS. Tridico, pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Dottor Navarino, buongiorno e sempre complimenti per le vostre trasmissioni. Sono Nadia e parlo da Padova, sono una vedova col 60% di reversibilità. Volevo parlare al dottor Barbiero per la risposta che mi ha dato la settimana scorsa, dicendo che le vedove hanno le tasse in base al reddito del 60%. Io ho controllato anche il pagamento delle bollette delle altre persone. Allora, io come vedova ho 155 euro di gas per il riscaldamento. Nadia, però aspetti, si ricorda che abbiamo detto già settimana scorsa, cioè la bolletta è un servizio, non è, se noi volessimo pagare il 60% della bolletta perché percepisse il 60% della pensione, certo sarebbe un mondo fantastico, però cioè, la bolletta ha un prezzo, il suo prezzo va pagato al 100%, tranne le agevolazioni che ricordiamo sempre. Non è una tassa, questo dico. Ma il comune, il governo sa cosa spendiamo? Certo, cioè nel senso sì, Dottor Navarino, posso parlare? Certo. Ma nella mia pensione, che sia uno o che sia l'altro che mi governa e che è dettato dallo Stato, sempre quello spendo e sempre le detrazioni da quel poco che prendo che devo pagare se voglio scaldarmi, se voglio avere la luce, se voglio avere qualcosa. Non potete dire sono gli altri, governiamo, perché mi sembra che qui nel Veneto si dice e il pesce spuzza dall'alto. Allora, non può dire quello e l'altro, io sempre quello di pensione, sempre quello devo spendere. Certo. Non è colpa mia, ma non è colpa. Nadia ha perfettamente ragione. Cioè, adesso, il ragionamento di Nadia ho capito, torniamo a settimana scorsa, però siccome ci eravamo un po' spiegati su questo, grazie per lo spunto che per lei è una cosa importante, è una provocazione di fatto, però le cito una cosa per assurdo, il telefono serve, uno strumento di lavoro, io rispetto a un imprenditore che guadagna 3 milioni di euro dovrei pagarlo il 20%, il 5%, cioè un telefono che costa 1.000 euro io lo devo pagare 200 in base al mio stipendio, mentre l'imprenditore lo paga 5.000, cioè è una cosa che per assurdo questo le sto varrebbe dicendo... anche per il carrello al supermercato il ragionamento di Nadia, quindi alla fine il problema è anche rispetto all'altra volta
lei prende, se suo marito aveva una pensione di 1.000 euro, pagava le tasse sulle 1.000 euro. Lei la prende di 600, paga le tasse sui 600. Poi è chiaro che con quello che gli rimane ha difficoltà a pagare acqua, luce, gas e tutto quello che ci va dietro. Ma questo vale anche per chi lavora o anche per chi ha la pensione al 100%, perché ci sono pensioni minime a 500 euro, quindi non sono pensioni di reversibilità, ma sono pensioni minime, perché hanno lavorato 20 anni, perché non hanno versato contributi per tutta una serie di motivi, e anche questi potrebbero dire io comunque pago la luce, l'acqua e il gas. Non dobbiamo collegarlo alla pensione di reversibilità. Dobbiamo fare in modo che i redditi più bassi abbiano delle agevolazioni sulle tariffe, che è quello che stiamo facendo, perché per esempio a Padova non credo, ma noi a Treviso con chi fa Asco Trade, in questo caso anche a anche come si dice a Padova, con Savono dei Rifiuti, stiamo vedendo con Contarina, con quelli dell'acqua lo stesso, ci sono delle tariffe sociali, cioè quelli che hanno un ISEE sotto i 13/15.000 euro a seconda dei limiti hanno degli sconti. C'è anche quello nazionale. Se la signora, come si dice, se la signora è sotto agli 8.125, quello che è, di ISEE, se è sotto a quella soglia là, e potrebbe esserlo se ha 600 euro di pensione, paga sicuramente meno l'acqua, la luce e il gas, magari non ha mai fatto la verifica, vada a farla. Questo è importante, poi Monica lo ricordiamo. Telefonata così, poi andiamo in pubblicità, pronto? Buongiorno, pronto. Buongiorno, prego. Adriana, chiamo da Montebelluna. Adriana. Io sono una persona con invalidità del 100% e mi hanno dato la legge 104, però non ho ancora capito di che cosa si può usufruire con questa legge 104. Cioè allora, di usufruire della legge 104. Dice, che cos'è? Allora, aspetti Adriana, prego. Con l'invalidità al 100%, il riconoscimento della legge 124, i suoi familiari possono richiedere dei permessi brevi o anche lunghi. Signora, mi faccia finire. Signora, mi faccia finire che le spiego tutto. Possono chiedere dei permessi per assisterla. Poi, se la sua disabilità è grave da portare una inabilità nelle azioni quotidiane, può anche fare la richiesta di avere l'accompagnatoria, che sono 516 euro. Quindi io non so in che condizione di inabilità è lei, perché ci sono invalidi al 100% che guidano comunque la macchina, okay? Però sono invalidi al 100% perché hanno avuto 3 tumori e non possono fare sforzi e tutto quello che ci va dietro, ma la macchina la guidano. Ci sono invalidi al 100% che invece sono in sedia a rotelle. In questo caso queste persone possono chiedere, oltre al fatto di avere i familiari che assistano, l'accompagnatoria. Poi ci sono anche le spese eventualmente. Poi ci sono anche tutta una serie di agevolazioni che possono essere detratte. Assolutamente, da verificare lo stato di salute della signora e la gravità chiaramente poi consentono di portare in detrazione o deduzione anche delle spese, quindi magari è bene vedere il caso specifico per assicurare alla signora le massime deduzioni. Adriana l'ha appena ottenuto, diciamo, questo... No. 4-5 anni. Però noi, Adriana, se posso dare un consiglio, io tutti i giorni incontro gente che ha la 104 e non si era mai informata per vedere bene quali erano i diritti complessivi che poteva avere. Infatti, cioè magari faccia un salto da noi a Montebelluna, al CAF, tra poco avremo anche l'ufficio più grande perché stiamo facendo una ristrutturazione. Non mi hanno dato una risposta esauriente. Cioè è già andata? Sì. Ah. Ci lasci il numero di telefono, signora, che la richiamiamo noi. La facciamo richiamare dai nostri ospiti della CGIL. La facciamo richiamare dalla Monica. E le danno qualche informazione in più, però insomma, ecco, qualcosa a titoli le abbiamo detto e sono cose importanti. Ci rivediamo tra pochissimo. Ore 13, torniamo in diretta. Allora, c'è già una telefonata in attesa, chiedo qualche istante ancora perché abbiamo altri temi. Vi citavo Tridico in commissione parlamentare ieri, il presidente dell'INPS, potrebbe trovare lavoro, oltre 700.000 persone potrebbero trovare lavoro. Dato interessante, il tiraggio di quota 100, tanto pesano meno, costano meno perché poi sono andate a meno persone. Perché c'è il vincolo. Però, attenzione, quota 100? Sì. Però dice è molto inferiore a quello preventivato, il tiraggio, il peso, il costo, no? di quota 100.
ma per i lavoratori pubblici ha rappresentato sicuramente una via di uscita che insieme agli altri canali di pensionamento è un vero e proprio esodo, tanto che nel 2019 il numero di chi ha lasciato un ufficio pubblico senza aspettare la vecchiaia è triplicato. Questo è anche un dato curioso. Arriviamo a quota 100. Prima di sentire la telefonata, Mauro Visentin, c'è un incontro con il governo per discutere di cuneo fiscale, quello di cui si parla in questi giorni. Il governo incontra i sindacati appunto per affrontare la questione del cuneo fiscale. Ovviamente c'è una dote di circa 3 miliardi di euro per tagliare le tasse sulle buste paga, perché anche qua va detto in maniera chiara, il cuneo fiscale è un taglio di tasse per i lavoratori dipendenti e credo sia forse la prima volta dopo chissà quanto tempo che si va in questa direzione. Questo vuol dire che le buste paga avranno teoricamente, adesso vediamo come si tradurrà, un qualcosa in più. È ovvio che il cuneo fiscale è un elemento, come dire, abbastanza orizzontale come intervento. Il dibattito che noi vorremmo sollecitare anche sul governo è un dibattito perché si riconosca una ulteriore disponibilità per quanto riguarda gli incapienti, cioè per chi ovviamente ha un reddito talmente basso per cui le tasse sulle buste paga non le paga, per cui che ci sia un ulteriore, come dire, riconoscimento attraverso, come dire, un gettito ulteriore, attraverso una modalità che non sia quella del taglio, perché se tasse non ne pago ovviamente non posso aver tagli, che ci sia un ulteriore riconoscimento per quanto riguarda quei lavoratori, e ce ne sono molti, che proprio perché hanno un lavoro, come si dice, povero e di questi tempi sono lavoratori in aumento, non riusciranno a usufruire di questo provvedimento. Certo, sono quelli sempre dimenticati, no? Diciamo, gli incapienti, chi ha purtroppo fino a 8.000 euro di reddito all'anno. Allora, c'è la telefonata, poi sentiamo anche Monica Giomo. Pronto? Pronto, buongiorno. Non si scusi, signor Avarino, c'ho giornata pagata oggi. Come? È tornato? Faccia vedere. No, Franco da Udine. Oh, Franco, buongiorno. Faccia vedere al signor Paolino quello che ha detto il Stefani 2 sere fa. Faccia vedere. E siamo già in 2 contro 1. E allora? Ma cos'è? Aspetti, ci aiuti perché... Che cosa? Sul discorso dei scontrini, che lui non perde un secondo e non spreca un centesimo per star lì ho capito. Del governo a scrivere tutti i codici fiscali dei cosi. Sì. È una balla questa qui di quelle che scontrini, che vergognatevi, fate scontrino da defalcare alla fine e così si elimina tutto il nero. Grazie. Franco, grazie, ho capito, tema evasione fiscale, interessantissimo. Adesso non ha colpa Paolino Barbiero, insomma, ci siamo confrontati nelle scorse settimane, non ha incarichi di governo che io sappia, però ho capito, abbiamo tutta la polemica sulla lotteria dello scontrino, che in realtà è un sistema complicatissimo e che per di più rischia di, se lo Stato non riesce a fare i controlli, di gravare sugli esercenti che hanno i propri dipendenti, che devono stare lì a perdere un sacco di tempo per registrare, eccetera, eccetera, se un privato vuole, facendo la propria spesa, aderire a questa lotteria. Vabbè, non so, vuoi dire qualcosa? Ma lotterie ce ne sono tante, credo che una in più non sia quello il problema. Io sono stato di recente all'estero e ormai paghi dappertutto con la carta, quindi se paghi dappertutto con la carta si evitano tutte le lotterie del caso. Però togliamo le commissioni. Ritengo invece appunto, però anche là hanno fatto un'operazione in cui le commissioni sono a zero. Quindi non in Italia. Bisognerebbe fare un'operazione di questa natura, nel senso che le banche non è che devono prendere i soldi sulle transazioni, devono guadagnare e fare il loro profitto sul giro complessivamente economico che gestiscono, non sulle transazioni, anche perché sono elettroniche, non ci mettono costi, non hanno costi loro. Una volta che hanno pagato il server che gestisce il tutto, non è che c'è un dipendente dietro per cui c'è da coprire quel costo. E questa cosa si può fare perché indubbiamente anche il fatto
di far sì che tutti quelli che chiedono il pagamento elettronico e che quindi consentono la tracciabilità, indubbiamente questo comporta far sì che ci sia un grande gettito sul recupero dell'evasione fiscale che si può fare nei fatti e non a parole. Tanto è vero che Landini, il nostro segretario, sta chiedendo che quella parte di gettito in più che si riscontra anche attraverso questa azione sia distribuito sulla riduzione delle tasse, compreso quelle del signore, perché alcune tasse può anche non pagarle, ma qualche altra le pagherà. Cioè, non credo che riesca a eluderle tutte. Se recuperiamo quella parte Poi, che recuperiamo, la utilizziamo per tagliare il se il cuneo. modello è l'osteria senza oste, auguri, ognuno può scegliere il suo modello. Monica, volevi aggiungere qualcosa che poi abbiamo la pubblicità? No, sulla questione incapienti, nel senso che comunque la manovra legata appunto al cuneo fiscale devono cercare di lavorarla molto molto bene proprio per non magari impattare sulla questione detrazioni, perché anche lavorando sulle questioni detrazioni, perché è una eventualmente delle vie per poter alleggerire un po' il peso sulle buste paga, però dall'altro bisogna fare attenzione proprio a quei soggetti che avendo un reddito talmente tanto basso le detrazioni già coprono le tasse e quindi poi non possono neanche ricevere comunque questo beneficio. Quindi sì, bisogna effettivamente insomma lavorare con molta attenzione e fare proprio una verifica sui casi pratici, partendo proprio da una platea di soggetti che ha redditi molto molto bassi. Giusto. Allora, altra telefonata, dai, proviamo a sentirla ma velocissima, vi prego, prima della pubblicità. Pronto? Pronto, sono Marco da Mogliano. Marco, prego. Sì, volevo sapere, il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza viene data ai terroristi e ai mafiosi, cioè alle Brigate Rosse, quelli delle Brigate Rosse che sono stati sostenuti dalla sinistra, e anche alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, quello che c'è e chi più ne ha più ne metta. Sì, Marco, ho capito, però quelle persone che non hanno diritto vengono cioè non tanto a Marco, ma ai telespettatori. Ci sono 1.100.000 persone che hanno percepito. Che poi ci siano, come si dice, delle mele marce, va benissimo, ma non è possibile che anche qui la discussione sulle mele marce e non sul milione di famiglie che hanno avuto un sostegno a reddito, perché poi io non auguro a nessuno di trovarsi nelle condizioni di quei milioni di persone. Poi è chiaro che laddove ci sono i mafiosi, i corrotti e quant'altro, fanno tutte le operazioni per indagare. Io sto dentro al comitato INPS provinciale e vi assicuro che c'è un controllo ferreo da questo punto di vista. Quindi secondo me, invece di buttare sempre queste cose in una discussione che non ha nessun senso, se ci sono cose che uno vede e ritenga che non sono giuste, le segnala e si fanno intervenire le autorità proposte, altrimenti rischiamo di buttare a mare il bambino con l'acqua sporca, mentre l'acqua sporca va buttato a mare, il bambino va fatto crescere bene e sano. A tra poco. Ore 13, allora ultima parte insieme, ancora un'altra telefonata che è in attesa, la sentiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Senta, io sto osservando, non è la prima volta che vi chiamo, che ho l'onore di parlare con voi. Sto assistendo alla vostra diatriba con la quota 100, che fine fanno. Siete là che state discutendo con quei tre signori che della quota 100 chi andrà in pensione e chi non andrà in pensione. Io sarei una mamma di 4 figli che ha lavorato per avere un po' di pensione. Fortunatamente ho impegno e non le dico quanto mi è costato, ho raggiunto la mia pensione lavorativa, per fortuna. Ecco, io volevo chiedere a voi, sono tanti anni che lavoro, che ho lavorato, tanto i dipendenti pubblici come possono permettersi di fare quelle cose, da andare in pensione quando gli pare? Quando sono andata in pensione io mi hanno fatto il resoconto di tutti i contributi di dipendente, parliamo, di dipendente, e dopo un'altra cosa, chiedo, come mai che state spilucando agremente sui scontrini dove ci sono dei stipendi che fanno da rabbrividire, che hanno dei privilegi e delle cazzate e non fanno un cavolo, e vi state accanendo su un scontrino della gente comune che va a fare la spesa tutti i giorni. Quella è una cosa, voi non ne potete niente, non potete fare altro che discutere sull'argomento e fare tutti i vostri... Cioè lei dice, signora, come si chiama lei?
Io mi chiamo Daniela e abito a Conegliano, ma non sono di Conegliano, sarei fondata in provincia di Venezia. Non vorrei farmi riconoscere perché No, ma non importa questo, non ci interessa, la tuteliamo. Cioè, ho capito, lei dice ci sono degli sprechi da una parte, ma soprattutto dei grandissimi vantaggi per pochi, e noi discutiamo di quello che tocca a tutti noi e che è pochino. Questo un po' dice. Ecco, io la guardo sempre in televisione e la ammiro per la sua spietezza, però a volte prendete dei soggetti che in studio che proprio veramente fanno dei discorsi che assomigliano a quelli che portano a spasso il cane, non concludono una Madonna. Chiacchierano, non fanno niente. E dopo Ma Daniela, allora aspetti però, dobbiamo ricondurre un po', non è che abbiamo il Premier Conte o il Ministro Gualtieri, cioè nel senso che poi risponderebbero chissà come, no? Per furbizia, però cioè, noi dobbiamo analizzare quello che c'è e quello che in realtà interessa a una platea molto vasta come la quota 100, eccetera, eccetera. Non è che possiamo, tutti quanti vorremmo più, lo diciamo, più soldi a tutti. Bravissimo, lei ha ragione. Allora, però... Daniela, posso salutarla perché dobbiamo volare. Grazie e un abbraccio comunque, buona giornata. Su questo, poi Mauro Visentini e anche Monica di quota 100, ho fatto una considerazione perché sennò non si capisce cosa hanno fatto e cosa sta succedendo. Allora, quota 100 che è stata voluta da Salvini è una misura che ha una data di inizio e una data di fine, e la data di inizio e la data di fine ce l'ha messa Salvini, non ce l'hanno messo gli altri, perché si stanno scaricando responsabilità che non sono proprie di chi oggi sta governando. Quindi già Salvini sapeva che anche se restava al governo lui doveva chiudere con questa cosa qua, perché è stata imposta dalla Comunità Europea questa finestra per fare un'operazione, far uscire persone prima dei 67 anni e prima dei 42 anni di contributi, perché di questo si tratta, con questa misura mista. È stata una sorta di rottamazione, una sorta di prepensionamento largo, mettendo anche un vincolo. Chi va via con questa operazione non può svolgere altra attività lavorativa fino a 67 anni. Tanto è vero che il mancato tiraggio di quanto previsto è frutto di questo vincolo, perché molte persone comunque sarebbero andate in pensione e avrebbero continuato a lavorare. Per fortuna che almeno ci hanno messo questo vincolo, mettiamola così. Detto questo, cosa succede? Questa cosa finisce. Noi ci troveremo con uno scalone nel 2021. Il ragionamento che stiamo facendo è: facciamo una riforma organica che superi la legge Fornero, cosa che non ha fatto Salvini e che l'ha venduta in tutte le salse, e il problema non è chi l'ha venduta, ma è chi ci crede, perché di fatto la Fornero non è stata superata. La CGIL sta dicendo: creiamo un sistema di flessibilità in uscita, attorno ai 62-64 anni, che è quello che stanno decidendo. E se si arriva anche a 64 anni, non necessariamente bisogna fare i 38 di contributi, si può fare anche meno, utilizzare il limite dei 20. Dopodiché, se uno va, sa che ha una pensione commisurata, certo, a quanto versato. E dentro a questo meccanismo poi ci sono le donne tutelate, perché sulle donne è stato messo anche il calcolo di una riduzione rispetto ai figli. La signora con 4 anni può avere una riduzione, può avere una riduzione di 2 anni, cioè ci sono cose di buon senso. Certo, ma la signora dice poi ci sono le pensioni d'oro, poi ci sono gli stipendi, quello era un discorso un po' diverso, capito quello che diceva Daniela. Non è che discutiamo di quello e non risolviamo questo. Certo, esatto. Allora, Mauro Visentini che voleva dire una cosa, poi voglio arrivare agli errori anche dell'Inps di questi giorni. Monica, se ci siamo dimenticati qualcosa. No, Paolino mi ha anticipato, io mi ricordo benissimo quella conferenza stampa del Premier Conte, del Vice Premier Di Maio e del Vice Premier Salvini, e con i cartelli in mano, e Salvini aveva un cartello con scritto solo quota 100, gli altri due avevano il cartello con scritto reddito di cittadinanza e quota 100, tanto per dire di chi sono le genitorialità. Per quanto riguarda la pensione e l'uscita dalla pensione, noi riteniamo che non vada soltanto fatto un ragionamento sugli anni di contributi e sugli anni di anzianità, ma anche tenendo conto di un altro aspetto, che non tutti i lavori sono uguali, che c'è anche chi lavora e si usura e per cui ha diritto di andare in pensione, di riposare prima di chi invece ha un lavoro che è meno usurante, è meno gravoso, e anche questo, era un ragionamento che avevamo iniziato a fare con il governo precedente a quello del Conte 1, dove si erano
individuati alcuni filoni di lavori, di lavoratori. Penso ai marittimi imbarcati che vanno sulle navi a pesca, penso ai lavoratori dell'edilizia, penso a lavoratori che utilizzano i tir, eccetera, che sono lavori effettivamente che hanno, come dire, un tasso di usura maggiore rispetto di ad altri altri, tipi di lavoratori, senza togliere niente perché tutti i lavori sono dignitosi. Però è chiaro che se io mi consumo prima è giusto anche che vada in pensione prima, e questo è uno anche degli nel settore aspetti. sanitario, no? Sì, anche se fai turni di notte. Turni di notte, certo. Per cui ci sono degli aspetti che secondo noi vanno tenuti più in considerazione rispetto a queste robe. Monica? Solo un flash per tornare alla nostra attività. Ricordo che noi siamo già operativi anche per prendere appuntamenti per i 7.30. Partiranno a livello operativo dal 14 aprile al 23 aprile. Ricordo che nella legge di bilancio ci sono delle novità, ma che avremo modo chiaramente nelle prossime puntate di approfondire con i colleghi anche a livello fiscale. Però quello che mi preme dire è che siamo a inizio anno. Nella legge di bilancio si parla di tracciabilità, prima si parlava di scontrini, però con la parola tracciabilità c'è una novità importante che non impatta in questa dichiarazione dei redditi che andremo a fare, quindi 730 o redditi IPF, redditi 2019, siamo nel 2020, ricordo che andiamo a dichiarare i redditi dell'anno precedente. L'anno 21, nel 2021, per i redditi 2020, dobbiamo probabilmente consegnare, quando andremo a fare la dichiarazione, anche i cedolini del bancomat per la tracciabilità. Ci sono le spese che vanno inserite all'interno della per dichiarazione riottenere quel bonus? Per ottenere la detrazione delle spese, intendiamo spese per i figli, quindi le scuole materne, piuttosto che le università, piuttosto che le assicurazioni, spese funebri, tutte le spese che godono oggi della detrazione 19%, okay. Anche per il mutuo, se uno va in posta e fa il pagamento col cedolino, bisogna probabilmente conservare e fare il pagamento attraverso carta di credito, bancomat, piuttosto che bonifico, tracciare quel pagamento per consentire poi la detrazione in dichiarazione. E siccome sono pagamenti che facciamo adesso, bisogna tenere adesso lo scontrino, questo dice importantissimo. La nostra preoccupazione qual è? Certo. È che c'è sempre uno sfasamento di informazioni tra la legge di bilancio, oggi parla, bene, per godere delle detrazioni nella prossima dichiarazione dei redditi, quindi non in questa ma nella prossima, bisogna fare i pagamenti attraverso le carte prepagate, bancomat, carta di credito. L'Agenzia Entrate poi cosa farà? Alla volta di aprile, perché oggi non ci ha dato indicazioni precise, la persona quando viene a fare la dichiarazione di redditi deve portare il talloncino e quindi conservarlo. Noi oggi la cosa che possiamo suggerire è quella di tracciare le spese che si fanno, ok? Quindi non pagando in contanti, se non le spese per i farmaci oppure quelle che passano attraverso del sistema sanitario nazionale, e conservare il cedolino. Guarda che è importantissimo quello che hai detto, importantissimo. È importantissimo. Allora, spese per esempio quali? Lo possiamo ripetere, Monica? Le spese scolastiche, dalle spese per le assicurazioni, spese funebri, tutte le spese che godono della detrazione oggi in dichiarazione dei redditi, che sia 730 piuttosto che modello redditi, devono, è importante Faremo un volantino. È importante. Hai detto una cosa importantissima, perché poi ci troviamo all'ultimo, certo, dobbiamo fare... Il contante per pagare una spesa che io so che oggi porto in detrazione in dichiarazione non deve essere usato, ok? Quindi pagare col bancomat e conservare, soprattutto oggi è quello che noi suggeriamo di fare, in attesa che l'Agenzia Entrate dia con quei famosi libri dove dà le indicazioni. Sì, quelli che studia Graziano, grandi così. Esattamente, delle indicazioni precise cosa la persona deve portare, ma oggi il consiglio è conservare e fare i pagamenti. Hai detto una cosa molto importante, perché poi ce ne accorgiamo tardi, non abbiamo di certo più gli scontrini, no? E perdiamo... La sorpresa poi ce l'abbiamo l'anno 21. Allora, mi dispiace, atteso un po' la telefonata, la sentiamo, ma davvero veloci perché dobbiamo chiudere. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Giancarlo. Allora, volevo dire buongiorno a tutti. Allora, il reddito di cittadinanza è diventato come il reddito di inclusione, perché se adesso si delegano gli enti locali, i comuni, per trovare lavoro a quei reddito di cittadinanza, è diventato un reddito di inclusione. No, è una cosa un po' diversa, Giancarlo. Si poteva aver allargato la platea, aver aumentato l'ISEE, così molte persone potevano usufruire. E in Antighetto che fine hanno fatto?
sono stati pagati per niente e adesso non si... No, sono lì a lavoro adesso, diciamo. Stanno lavorando. Vedremo l'effetto. Così. Beh, grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. No, restano comunque due cose diverse, cioè che oggi poi chi percepisce la reddito di cittadinanza finisca comunque a fare quelle 8 ore di lavoro non significa che è come il REI di prima, perché prima era gestito attraverso i servizi sociali dell'assessore ai servizi sociali e quindi è una cosa un po' diversa, ma sì, poi, tra l'altro, non abbiamo detto nulla degli errori dell'INPS, io non so quanto manchi delle pensioni. Cosa è successo? Allora, Meno nel mese di dicembre e nel mese di gennaio a livello centrale, dentro il cervellone dell'INPS, nell'elaborazione delle pensioni c'è stato un errore che riguarda tutti quei pensionati che hanno preso il bonus Poletti, cioè quelli che nel 2011, quando c'è stata la legge Fornero, si sono visti bloccati la pensione per 2 anni ed erano tutte quelle pensioni che all'epoca prendevano più di 1.400 euro lordi e fino a 3.000. C'è stato il blocco, poi con Poletti è stata data una tantum e una rivalutazione dal 1 gennaio 2016. Con i conteggi del 2019 c'è stato un errore sul calcolo della rivalutazione, per cui hanno sottratto a dicembre e a gennaio dei soldi a questi pensionati. Chi 10, chi 30, chi 50 a seconda della pensione che hanno. A questo punto di vista noi abbiamo visto l'errore, segnalato subito all'INPS. L'INPS sta correndo ai ripari e proprio questa mattina ci ha mandato un comunicato a tutte le strutture nazionali che, salvo problemi che possono incontrare, entro febbraio, quindi con la pensione di febbraio, dovrebbero regolarizzare queste posizioni. A Treviso, tanto per darvi un dato, le persone coinvolte al blocco della Fornero e che poi hanno ricevuto il bonus Poletti nel 2015 sono 67.000. Noi abbiamo ricevuto un centinaio di telefonate, poi sappiamo che hanno telefonato anche altri sindacati, qualcuno non si è ancora accorto perché non ha controllato il conto corrente, ma stimiamo sono attorno a 300 le persone interessate. Quello che vogliamo dire è, ci dispiace per l'errore che l'INPS ha fatto, siamo intervenuti subito. Dovrebbero risolverlo immediatamente. Non fatevi prendere nel panico. Dovrebbero intervenire. Se proprio non trovate la correzione a gennaio, a febbraio chiamate. Siamo fuori coi tempi. Paolo ci scrive alla pagina Facebook di Antena 3. Ho sentito dire che l'assicurazione delle casalinghe non è obbligatoria. È vero? Perché si crea un po' di confusione. Non è obbligatoria, cioè siccome Paolo è convinto che lo così, sia. Siccome è 3 volte che ci chiamano, la prossima volta ci informiamo bene e diamo tutte le informazioni, così tranquillizziamo chi vuole farla e chi vuole bruciare i bollettini, ognuno fa la sua scelta. Allora, intanto ho risposto sul profilo Facebook. Insomma, grazie davvero, Monica Giova, Mauro Visentin e Paolino Barbiero. Voi ci rivediamo alle 18:30 con i telegiornali, poi 20:10 questa sera e poi lo sport in prima serata. Grazie, buona giornata.